Una storia che non invecchia mai, quella di Santa Rita, fu tra le donne più emblematiche della tradizione cattolica. Visse tra la fine del 300 e gli inizi del 400 e benché desiderasse con tutta se stessa farsi monaca, i genitori la vollero dare in sposa ad un giovane ufficiale. A soli 18 anni, madre di 2 figli, perse il marito vittima di un agguato a Rocca Porena, alle porte di Cascia. Cercò rifugio nella preghiera e il suo fu l'esempio della donna che seppe perdonare. Una vita di sofferenze, di rinunce, segnata dalla malattia, dal dolore per la perdita del marito prima e dei figli dopo, dalle stimmate negli ultimi 15 anni di vita monacale. La tradizione la ricorda come la santa della spina e della rosa perché in un giorno rigido d'inverno fece sbocciare nell'orto innevato di una parente una bellissima rosa. Ma non fu l'unico miracolo. Morì il 22 maggio del 1447, fu santificata 453 anni dopo. Ogni anno a Novara, nella chiesa a lei dedicata, arrivano fedeli da tutte le province del Piemonte e dalla vicina Lombardia. Come ogni anno questa festa attira moltissima gente, sia dal territorio del quartiere di Santa Rita, ma anche da molte altre parti della città. È una santa molto venerata, attorno alla quale è nata una bella festa che si articola in tantissimi momenti e trova un po' il suo momento centrale in questa giornata con le messe e poi questa cerimonia della benedizione delle rose e del bacio della reliquia. Mai è così sentita nella tradizione italiana questa festa? Santa Rita era la santa dei casi impossibili. Sì, è molto sentita sicuramente anche per questa tradizione, diciamo, di santità che la ritiene la patrona dei casi impossibili ed effettivamente anche forse per la sua carica di umanità, perché se pensiamo è una donna ma comunque è stata madre, è stata moglie, è stata vedova, è stata consacrata, riflette un po' tutte le situazioni di vita in cui si possono ritrovare soprattutto le donne anche di oggi. Avete tanti appuntamenti in calendario per le feste patronali? Molti appuntamenti, un calendario denso che dura da sabato scorso, il 17, fino a domenica prossima, quindi 8 giorni pieni sia di appuntamenti religiosi ma anche ricreativi, sportivi e culturali.